Ed eccoci qui in questa splendida cornice, siamo a Posillipo, Palazzo Donn'Anna, e io sono molto contenta e felice di intervistare. Ho conosciuto questo attore, regista, un drammaturgo poliedrico che ci racconterà del suo spettacolo altrettanto poliedrico. Sono in compagnia oggi di Giuseppe De Chiara. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao a tutti, grazie. E dunque siamo qui per parlare, mi pare, del mio spettacolo. Certo, una Giovanna un po' serial killer? Sì, Giovanna. Allora, questo spettacolo che andrà in scena il 28, 29 e 31 luglio nel chiostro di San Domenico Maggiore, nella rassegna Estate a Napoli 2014, che si intitolerà Sole, Luna e Thalia. È uno spettacolo che ha un titolo e un sottotitolo. Il titolo è Giovanna, The Neapolitan Queen, e il sottotitolo è Serial Killer Woman Crazy Horse. È uno spettacolo completamente in italiano e in napoletano, scritto in versi, che non ha nulla di inglese, per cui mi sembrava giusto mettere un titolo in inglese. È uno spettacolo recitato, ha delle musiche originali composte dal maestro Stefano Busiello, si avvale delle coreografie di Floriana. Coreografie, perché c'è anche la danza, la musica, uno spettacolo, abbiamo detto che è una sinergia un po' tra le arti. Insomma, tra diverse arti e tra diversi stili. È uno spettacolo che racconta le vicende biografiche della regina Giovanna II d'Anjou-Durazzo, che è stata sul trono di Napoli nella prima metà del XV secolo. Ma più che raccontare le vicende biografiche, lo spettacolo si propone di raccontare quelle che furono le leggende metropolitane a lei attribuite. Un po' erotiche, una donna anche un po' emancipata di oggi, forse. Sì, insomma, è una donna di potere che ovviamente, insomma, suscita grande scalpore, è un personaggio molto chiacchierato. Essenzialmente due sono queste leggende. Noi abbiamo dietro appunto il famoso Palazzo Donn'Anna, no? Dove la tradizione vuole che appunto il Palazzo Donn'Anna sia il palazzo della regina Giovanna. Beh, non c'è niente di più falso, in realtà praticamente la regina Giovanna, abbiamo detto, vive nel XV secolo, il Palazzo Donn'Anna è del 1600, quindi insomma 200 anni dopo veniva costruito il Palazzo Donn'Anna, quindi la regina Giovanna non l'ha visto proprio questo palazzo, ma ha visto altre cose. E essenzialmente due sono praticamente le leggende metropolitane che si attribuiscono alla regina Giovanna. Una è quella del coccodrillo. La regina Giovanna aveva un coccodrillo a cui voleva molto bene, e lei voleva talmente bene a questo coccodrillo che ogni notte pensava a fargli mangiare uno dei suoi amanti occasionali. Quindi la tradizione vuole che proprio qua, in questo Palazzo Donn'Anna, la regina avesse la sua alcova, all'interno della quale insomma c'era questo buco, insomma sta botola che si apriva a una tirata di corda della regina e che faceva precipitare in mare l'amante. Quindi insomma che sta poi la regina Giovanna, dopo aver consumato la sua notte d'amore, il suo pasto d'amore con il suo amante, scusi amore, mi prendi un attimo quella cosa là. Lui andava, si metteva al bordo della stanza, la regina tirava questa corda, si apriva la botola e boom, questo qua precipitava e andava direttamente in bocca al coccodrillo, che se lo fagocitava tutto quanto. E quindi praticamente questo coccodrillo che faceva la spola tra il castello, dove sta? Ecco, Castel dell'Ovo, meraviglioso. E appunto, insomma, questo palazzo è il palazzo appunto di Donn'Anna. E quindi insomma il coccodrillo mangiava. Un'altra versione della leggenda dice che addirittura la regina frequentasse, sotto le mentite spoglie di meretrice, le taverne e i bordelli che c'erano appunto sul Golfo di Napoli, quindi insomma che avevano molte clienti, insomma appunto insomma tra gli uomini di mare. E quindi insomma con la complicità del taverniere, dei bettolieri, degli osti, dei bordellieri, insomma
questa regina insomma prendesse questi clienti, li ammazzava e li dava da mangiare al suo coccodrillo, che praticamente fagocita questi amanti. E quindi una leggenda molto cosa. L'altra invece leggenda che si attribuisce alla regina Giovanna è Mi ha fatto molto ridere, devo dire, mi è piaciuta tanto. Che anche racconteremo nello spettacolo, è la leggenda del castagno dei 100 cavalli. Si racconta che il castagno dei 100 cavalli, tra l'altro, è un castagno che esiste ancora alle pendici dell'Etna, è alle pendici di questo Parco Nazionale dell'Etna, è un albero di castagno di ben 22 metri di circonferenza, tronco cavo vuoto all'interno, che appunto dice che lì prendessero posto i 100 cavalli e i 100 cavalieri che al seguito della regina Giovanna vengono sorpresi un bel giorno d'estate da un temporale estivo. C'è questo grande temporale estivo, la regina con i suoi 100 cavalieri, con i suoi 100 cavalli, si rifugia in questo albero tronco e succede quello che può succedere a tutte le donne: la regina viene presa da un attacco di ninfomania. Come tutte le donne, scusami. Può capitare, non è che capita, però può capitare a chiunque, a qualsiasi donna, insomma, di essere presa da un attacco di... Andiamo avanti, e poi? Cioè di far accoppiare la regina con il cavallo, e subito, immediatamente, la regina trova l'illuminazione. Quindi praticamente vedi, la regina cambia vita, cambia proprio aspetto, accade proprio qualche cosa, lei raggiunge proprio l'illuminazione del Buddha grazie al cavallo. Nel Nirvana, Samsara. Quindi non si reincarna più, insomma. E niente, e queste due leggende, che praticamente sono le leggende metropolitane, oltre poi a raccontare in realtà tranche de vie di quelle che furono la vicenda autobiografica di questa regina. Non so, fammi qualche domanda, insomma. Certo, no, anche perché devo dire che sei stato esaustivo, però mi hai lasciato anche molta curiosità, perché in scena non è semplice portare, no, il coccodrillo, tutte queste rappresentare, poi non è semplicissimo, ma devi regalarmi anche dei versi, perché io so tu da drammaturgo. Ma no, non quelli non quelli intendevo. Ma ti posso, per esempio, insomma, quando la regina sta per essere, diciamo così, posseduta dal cavallo, tutto si infiamma e il sesso si fa grande, mentre io adagiata, dove l'albero si piega, sento arrivarmi dietro il puro sangue, che senza più aspettare sotto le fronde s'appoggia tutto al tronco e al fin mi prende. Ecco, esatto. Ma un po' i tuoi inizi, volevo sapere i tuoi esordi. Io ho iniziato da bambino, ho iniziato quando ero piccolo, poi sono diventato grande. No, i miei esordi niente, io nasco essenzialmente come attore. Quindi imparo il teatro dall'interno, lo imparo come attore, e successivamente poi passo a scrivere. Ho cominciato a fare anche, insomma, del cabaret televisivo, poi me ne sono distaccato, insomma, ho fatto la mia scelta interamente sul teatro. Quindi tra teatro, cinema e televisione tu scegli il teatro, quello che preferisci, il tuo linguaggio espressivo, creativo anche più. Sì, ho fatto anche dei piccoli cortometraggi, esce adesso un piccolo cortometraggio a cui ho partecipato, che è con la regia di Giuseppe Pizzo, che è Santo Subito, dove io, vabbè, non faccio la parte del santo, ma... No, ma dai! Sì. E quindi niente, beh, insomma, è un cortometraggio, insomma, di 20 minuti. Vabbè, poi insomma ho fatto altre cose, insomma, altri esperimenti cinematografici, però sicuramente, insomma, il teatro, nel senso, insomma, proprio di scrittura, di interpretazione, comunque resta il tuo linguaggio espressivo. Sì.
Giuseppe, mi ha fatto molto piacere conoscerti. Io, ripeto, spero di, tra un viaggio e l'altro, perché anch'io faccio una vita un po' on the road tra Roma, Liguria e Napoli. Napoli però è nel mio cuore, date anche le mie origini. Spero di venirti a vedere presto e spero anche di vederti in scena a Roma, chi lo sa. Per ora ripetiamo le date, che sono il 28, il 29 e il 31 luglio alle ore 21, Chiostro San Domenico Maggiore a Napoli, e all'interno appunto della rassegna Estate a Napoli 2014 Sole, Luna e Thalia. Grazie, andiamo tutti perché l'arte è cultura. Grazie, grazie.